Una giornata importante come questa sono stati rimarcati ancora l'importante lavoro da parte della polizia locale con un servizio dedicato proprio al tema di cui si parla oggettivamente oggi, ma si parla anche in tutti gli altri giorni. Sì, nel 2023 su richiesta della Procura abbiamo creato il nucleo Codici Rossi della Polizia Locale, dopo un periodo di formazione, di affiancamento anche con altre forze di polizia abbiamo messo in campo questi uomini e queste donne che sono un orecchio e un occhio in più a sostegno delle persone che vivono momenti di difficoltà, di violenza di genere, di violenza domestica e di tutte quelle che sono le situazioni che possono creare appunto poi il preludio a qualcosa di ancora più grave che può portare anche al femminicidio. Per dare giusto dei numeri, l'anno scorso, che è stato il primo anno pieno, abbiamo trattato 285 fascicoli di Codici Rossi e dall'inizio dell'anno siamo a 50 fascicoli di Codici Rossi, quindi sintomo che c'è molta fiducia anche nei confronti della polizia locale e sempre più donne si stanno aprendo lanciandoci dei segnali che spesso e volentieri non arriva direttamente la denuncia perché c'è la paura di fare la denuncia, perché spesso e volentieri si pensa che magari non può essere fatto nulla, che magari non interveniamo, non ascoltiamo in maniera adeguata e quindi... Ecco perché lei accennava al discorso mancano le denunce, questo può essere anche un momento di invitare ad autoproteggersi con una denuncia. Assolutamente, da lì parte tutto, parte o dalla denuncia o dalla capacità di intercettare il problema. Noi proviamo a essere sempre più capillari, più presenti possibili con i nostri agenti, non soltanto quelli del nucleo ma con tutti gli agenti cerchiamo di percepire quelli che possono essere i disagi, che possono essere sintomo di una situazione di criticità all'interno del nucleo familiare. Quindi noi proviamo a intercettare quelle che possono essere le situazioni critiche, però è fondamentale che ci sia il coraggio di denunciare. Noi quello che possiamo dire dalla nostra parte è che noi ascolteremo tutti, approfondiremo ogni situazione, che non ci sarà nessuna sottovalutazione, ma abbiamo la ferma volontà di stare a fianco di chi per un motivo o per l'altro si sente in difficoltà e ha bisogno di uscire da una situazione che può essere una situazione di violenza fisica ma anche di violenza psicologica, di violenza spesso domestica? È un dato? Assolutamente sì, la stragrande maggioranza di queste violenze sono all'interno del contesto domestico e forse questo è il principale motivo per cui spesso e volentieri non si denuncia, no? Perché magari ci sono dei bambini di mezzo, ci sono i figli, allora si ha paura di danneggiare i figli, si ha paura di andare a rompere un equilibrio che è un equilibrio magari creato da decenni di convivenza con queste situazioni qua. Bisogna avere il coraggio di dire basta e di appoggiarsi a chi può darti una mano. Ci sono i centri antiviolenza, ci sono tutte le forze di polizia che ogni forza di polizia ha creato dei nuclei specialistici all'interno del proprio corpo. Noi dobbiamo sempre di più far capire e far comprendere che ci siamo. Con un po' di fiducia nei confronti delle istituzioni. Assolutamente lo stiamo dimostrando, lo abbiamo dimostrato, spesso e volentieri noi arriviamo in ritardo, questo è vero, in passato lo arrivavamo di più in ritardo, non c'era la cultura dell'ascolto forse magari come c'è adesso, oggi c'è una cultura dell'ascolto, non si sottovaluta nessun segnale, non si sottovaluta nessuna denuncia. Al lato pratico, per chiudere, per dare proprio un'indicazione pratica, cosa può fare una persona che ha questo tipo di problemi? Al lato proprio così, pronti via. Parlare. Può parlare col proprio medico di base, può parlare con il proprio vicino di casa, può entrare in una caserma dei carabinieri, una questura, un commissariato, un distaccamento della polizia locale e chiedere aiuto. L'importante è parlare con la persona più vicina se si vuole essere più rapidi e se magari può trovare il coraggio, parlare anche, perché no, con un familiare, con un parente, con un amico. Se si parla, da lì si può partire con un meccanismo che è un meccanismo di consapevolezza che non si è da soli. Nel momento in cui parte il meccanismo della consapevolezza che non si è da soli, questa cosa si può affrontare con più coraggio. Siamo da Sergio Gambino, assessore alla sicurezza. Abbiamo sentito l'impegno importante del Comune di Genova con la Polizia Municipale veramente in prima linea, un messaggio per dire che le donne non sono sole. Sì, assolutamente. E io non mi ripeto su quello che ha detto il Presidente Bucci, il Sindaco Picciocchi, perché poi gli argomenti, le tematiche sono quelle, noi siamo qua per ripeterle.
e ripeterle all'infinito, perché è fondamentale che ci sia sempre attenzione su quelle che sono appunto le tematiche delle violenze di genere. Io su quello su cui vorrei veramente invece sottolineare come aspetto è il fatto che il ruolo delle forze dell'ordine, e non solo delle forze dell'ordine ma delle società civili tutte, è quello di comprendere i segnali. La principale difficoltà che hanno le forze dell'ordine nell'affrontare questa piaga è il fatto che mancano le denunce. Spesso e volentieri si soffre in silenzio, si subisce, non si denuncia, perché si ha paura, ma soprattutto la principale paura è quella di non essere ascoltati. E noi vogliamo con forza lanciare il messaggio che, come polizia locale, ma tutte le forze dell'ordine, avranno sempre un orecchio per ascoltare. Prendiamo sul serio ogni segnalazione, ogni denuncia. Noi abbiamo non soltanto il nucleo del Codice Rossi, che sono bravissimi, si stanno col tempo diventando veramente molto specializzati sulla tematica, ma abbiamo 1020 agenti che vanno in giro per la città e che hanno come compito principale quello di guardare, osservare, non sottovalutare nessun segnale. Ma questo compito lo dovremmo avere tutti, perché noi, per quanto possiamo essere tanti, per quanto possiamo essere bravi, non arriviamo ovunque, non riusciamo a percepire ogni minimo segnale, ed è per questo che tutti noi dobbiamo avere come mission, come missione quella di osservare, di guardare, di non sottovalutare nulla, di non sottovalutare nessun sintomo di disagio magari della vicina di casa, della persona che magari sta tagliando i capelli dal parrucchiere, che magari ha dei sintomi, che esprime dei sintomi di disagio.